Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. Wolfo, spiega la storia di questo castello. La Gina che sta La Gina che Adrio. Esatto. Questa sia la storia, basta e finiamo qua. Avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio. Quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. Tu, cioè 160.000 euro te compri in accesa, Dio caro. Le case in classe energetica G, vedi tu. A colazione, bel posto ma non ne aveva convinto. Voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. Ehi tu, che lavoro fai per poterti permettere di essere ospite in questa puntata di cortesia per i capelli? Un lavoro. Ah, ok. Però ragazzo ti dirò a fine della storia ne dai paniti e fumo, quindi 5 stelle su 5. Altri che vuoi venire a trovare non sapevo. Ciao, ciao. Torna più. Risponde. Ma che ancora? Una pizza dolce un po' salato. Come questo da relax dopo netto, che era bruttino, rovinato, giallino, lo sto rifacendo sempre con gli adesivi, dopo schinso tutto, pulisco tutto e torna tutto nuovo. Ma hai detto Matteo, lui sì che sei un influencer. Cioè, non mi ha attaccato l'influenza, però ha influenzato la mia decisione sulla cena, cioè mi tocca mangiare anche a me adesso a minestrina. Bravo, esatto, questa è una cosa che dico anche ai clienti quando vogliono soldare certi influencer. Spiego sempre che l'influencer è chi influenza, tipo non so, Galeazzi è un influencer, cioè lui ti sprona, ti invita a acquistare i prodotti che mostra, che recensisce. Quindi l'influencer, mamma mia, stasera che mi impapero, l'influencer non è colui che ha i numeri, anzi può essere una cosa molto negativa avere i numeri, può essere. L'influencer invece è chi ti porta a acquistare o chi ti appunto influenza, da lì deriva il nome, no? Ok? E quindi Matteo è un influencer, cioè per colpa sua adesso veramente mi è venuto voglia di mangiarmi la minestrina e mi mangio la minestrina. Allora, benvenuto qua col mio nuovo tappetino, non l'ho tagliato alla perfezione, ma di sicuro meglio di tanti professionisti. E io non sono professionista dei tappetini. Manca per motivi igienici, insomma una volta ogni 8 mesi va cambiato. Peccato sì per quell'angolino strano, non ho mai sbagliato io gli angolini, stavolta li ho sbagliati, vabbè. Adesso quando il pezzo rimane in te mi faccio quella parte sotto, così non mi vanno in giro gli strafanti. Approfitto, gli do una igienizzata, perché igiene a parte è proprio bello, piacevole avere quell'odore di profumato, di pulito, hai capito, soprattutto nel bagno, insomma. Eccola, pulito, disinfettato e ordinato. È tutta un'altra roba, ragazzo, da vedere, cioè per me più che altro. Adesso è tutto bello, diverso, più nuovo, non vedi le imperfezioni dei cambi di
di Pici eccetera, perfetto. Poi alla volta lo voglio tirare a nuovo il pulmin, beh, l'abbiamo praticamente già tirato quasi tutto a nuovo. Continuo a pensare anche alla carrozzeria esterna un giorno, sì. Adesso comunque stiamo vedendo un attimo finestre, poi pensavo, non mi ricordo se l'ho già detto, di smontare quelli e riverniciarli color legno, secondo me sì, trovare un color legno rovere, bomboletta anche, tanto non si toccano. Anche questo, così invece di averlo bianco, lo smonti, solo la cornice qua, dai una grattatina e via. È un po' una serata anche per il CP, perché ha avuto, non sono proprio gli ictus, non mi ricordo il nome, sono cose molto simili, di solito ci vuole un mese per riprendersela, invece è bravissima, ci mette un paio di giorni. Il CP ha sempre sentito le mie vibrazioni. Le vibrazioni non sono un qualcosa di metafisico, non c'è nulla di esoterico, nulla di olistico, le vibrazioni sono semplicemente gli stati d'animo che noi comunichiamo attraverso le vibrazioni della voce, piuttosto che la sudorazione, il tipo di movimenti eccetera. Solitamente le persone queste cose non le notano, tanti animali invece sì, per quello si dice a volte anche il sesto senso, insomma a volte il sesto senso viene interpretato come questa cosa qua, cioè viene interpretato in tanti modi il sesto senso degli animali, però uno dei modi in cui viene interpretato è questo qui. E allora io di GCP facendo ste robe mi sento rilassato, felice eccetera, e il CP a sua volta anche lui è rilassato. Mi ricorderò il CP è sempre stato un gioiello di cane, e mi ricorderò sempre una volta che stavo assieme a una che veramente, mamma mia, faceva incazzare come una bestia, e in una di quelle giornate in cui ero incazzato il CP ha aggredito una bicicletta che stava passando. Sì, per fortuna gliel'ho tolto via all'ultimo, però hai capito, è impensabile sta cosa. E quindi lei è sempre, lei come tanti altri cani, come forse quasi tutti i cani, è sincronizzata con i miei stati d'animo. Quindi stasera di GCP, invece di fare nostre robe, sì, ci rilassiamo, sistemiamo un po' il camper, abbiamo attaccato gli adesivi, abbiamo fatto, cosa ha un nome, il tappetino del bagno, CP, sì. Tu mi chiederai cos'è sta specie di ictus di cui non ricordi il nome. In sostanza il cane, a parte che lo vedi rintronato, ma perde il controllo delle gambe, cioè non sta in piedi oppure va proprio a zig zag, sbatte, cade, poretta. Ovviamente devo prenderla in braccio per tirarla su e giù. Vero CP? Boh, lo mio CP, maledetta vecchiaia, Dio cana. E così è la vita, ragazzo, c'è poco da fare. Da girare intorno, di CP, non sai che gira intorno, toccano e altri, toccano altri, anche a te, da quest'altra parte dello schermo.